Un banale incidente domestico che si è trasformato in una tragedia immensa è costata la vita a un piccolo di appena 2 mesi, Martino Scatena di Ponzano Veneto, la caduta accidentale dalle scale del papà Diego, maresciallo della Guardia di Finanza di Treviso, originario di Gualdo Tadino, che aveva in braccio il piccolo sabato mattina quando all'ultimo gradino è inciampato su una ciabatta, non riuscendo a controllare la caduta. Il piccolo ha sbattuto la testa contro lo stipite della porta e le sue condizioni sono subito apparse gravissime. Prima il trasporto d'urgenza al pronto soccorso di Treviso, dove il bambino è stato battezzato prima di essere trasferito in elicottero nell'ultimo disperato tentativo di salvarlo a Padova. Poche ore dopo il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale si è spento, lasciando nel dolore il papà, la mamma Sara Bortoluzzi e il fratellino di 4 anni. Abbiamo sperato fino all'ultimo in un miracolo, ma la ferita alla testa era troppo grave, ha detto il padre. La procura di Padova ha già trasmesso gli atti a quella di Treviso per appurare eventuali responsabilità. Sul caso indagano i carabinieri di paese.